abbiamo dovuto meditare e lavorare affinché potessimo creare un calendario estivo ricco di eventi a totale costo zero per l'amministrazione. Dobbiamo ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato e stanno collaborando, tutte le attività che stanno collaborando con prestando opera e con le sponsorizzazioni per la riuscita di questo ricco calendario dell'estate aragonese 2017. In linea di massima vi espongo tutto quello che è in programma per tutta quest'estate fino ad arrivare alla festa di San Vincenzo che, come è usuale, chiude, diciamo, la stagione estiva. Tutti i lunedì a partire dal 24 luglio ci saranno in piazza Aldomoro le serate di drive-in. Il 29 di luglio ci sarà Gio Castellano in concerto e una tappa del Blues and Wine Fest. A partire da sabato 29 e tutti i sabati il corso verrà chiuso e i commercianti monteranno delle bancarelle lungo il corso per fare, diciamo, mettere in mostra i propri prodotti e anche per la vendita, in maniera tale da creare un centro commerciale naturale a cui spinga, diciamo, il cittadino aragonese ad andarsi a fare la passeggiata lungo il corso. Diciamo che è una cosa chiesta più dai cinquantenni perché abbiamo i ricordi delle passeggiate e del corso pieno che oggi viene a mancare. Domenica 30 luglio ci sarà la sagra di Ucugiruni. Ucugiruni è una cosa aragonese con la partecipazione del gruppo folcloristico Triscele che si esibirà. Il 3, 4 e 5 di agosto ci sarà l'evento Nati per Vivere, promosso dall'Associazione Culturale Giovanni Paolo II con la partecipazione di Teleton. Sarà un evento importante, saranno 3 giorni ricchi. Il Comune sta dando massima collaborazione affinché diciamo, questi 3 giorni abbiano anche una risonanza di livello nazionale. Stiamo cercando in collaborazione sempre con questi ragazzi, noi abbiamo messo i materiali, i ragazzi diciamo la manodopera, abbiamo pitturato tutta la piazza per ripulirla. Domani l'amministrazione comunale nella sua interezza, compresi i consiglieri comunali, andremo a tagliare gli alberi che sono spuntati all'interno dei bagni pubblici e quindi apriremo i bagni pubblici di piazza Aldomoro, chiusi da qualche decennio, in maniera tale da poter dare la possibilità durante queste giornate di festa di poter usufruire dei servizi igienici. Da lunedì 7 agosto al lunedì 28 agosto street volley, 11 e 12 di agosto ci saranno le notti bianche. Domenica 27 agosto, qua mi hanno scritto ragazzi, Soppe Box Race non è altro che la gara dei vecchi carrozzoni, di chi si ricorda, quindi sarà una rivisitazione. Venerdì 1 e sabato 2 ci saranno delle manifestazioni culturali. Aragona ricorda Pirandello, con la partecipazione di molti ospiti illustri. 1, 2 e 3 di settembre c'è organizzata la gincana automobilistica in piazza Aldomoro, il 9 la sagra della salsiccia e a chiudere la stagione estiva la festa di San Vincenzo di domenica 10.